Proprio come davanti ai PM che l'hanno interrogato, anche nel suo memoriale l'ex assessore comunale Boraso, ora agli arresti domiciliari, ammette di aver preso soldi da privati. Con il trascorrere del tempo, scrive, mi sono sempre più reso conto che il mio interessamento e la sollecitazione presso funzionari e uffici comunali per offrire suggerimenti su questioni tecniche in varie occasioni ha travalicato la normale attività di un pubblico amministratore per risultare una personale attivazione nell'interesse di imprenditori con cui avevo relazioni amicali e professionali e dai quali in determinati casi la mia società Stella Consulting ha ricevuto pagamenti di fatture. Agli atti c'è una prima lettera scritta a mano quando era ancora detenuto in carcere, poi un primo memoriale e un secondo con alcune integrazioni. Testi che venivano intervallati dai 5 interrogatori con i pubblici ministeri Baccaglini e Terzo. Per quanto riguarda i Pili, anche nel memoriale Boraso dichiara di non essersene mai occupato. Ora si attende l'udienza del 13 febbraio per sapere se il giudice dichiarerà equa la richiesta di patteggiamento raggiunta tra la procura e l'avvocato difensore di Boraso Umberto Pauro a una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione e 400.000 euro di ristoro rispetto ai soldi illecitamente incassati dalle aziende. In caso contrario si andrà a processo fissato per il 27 marzo. La pena patteggiata però riguarda i 12 casi di corruzione, restano fuori le accuse di turbativa d'asta, autoriciclaggio e di false fatture.